Benvenuto all'assessore all'agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan. Con lui è l'occasione, dopo la fine dell'emergenza Covid, siamo in fase 2, di fare il punto su quello che è lo stato dell'agricoltura veneta. Sì, intanto ciao a tutti. Fortunatamente l'agricoltura è uno dei comparti che comunque pur nell'emergenza in cui tutti sono stati a casa, in cui tutti hanno comunque a casa riscoperto come si fa il pane, come si fanno le antiche ricette della nonna e della mamma, è quel comparto che ha sempre lavorato e ha rifornito supermercati, grande distribuzione e soprattutto anche i negozi vicinato che sono stati riscoperti, quelli vicini proprio a casa, quindi bene. Diciamo che però non sono tutte rose e fiori, quindi ci sono state delle filiere, soprattutto quelle legate all'Oreca, per chi non è addetto ai lavori vuol dire hotel, ristoranti e catering, e quindi tutte le mense eccetera, che hanno sofferto molto e hanno subito anche grandi connotazioni. Tutti i prodotti freschi, tutti i prodotti comunque legati a questo sistema, anche quelli della pesca, ahimè, e dell'acquacultura, hanno avuto anche percentuali del 30, 40, 50% di non venduto, quindi ci sono stati diversi problemi, quindi soprattutto i prodotti freschi, soprattutto quelli a breve consumazione, perché sia le massaie sia comunque la distribuzione è andata sui prodotti a lunga conservazione, perché in caso di crisi erano quelli che durano di più negli scaffali e dentro le credenze delle famiglie. Quindi noi abbiamo tenuto duro, ma stiamo comunque subendo l'onda lunga anche della chiusura del turismo, che ricordo il Veneto è la prima industria con più di 70 milioni di presenze, quindi 70 milioni di bocche da sfamare che mangiano in Veneto significa che abbiamo qualche magazzino pieno dietro le spalle, e questa è la situazione di oggi. Due notizie, se così vogliamo, positive sono che sta piovendo e quindi Sì. per la campagna questo è una cosa positiva, e poi insomma, se vogliamo fare un brindisi di ripartenza, c'è un nuovo prosecco rosé sulla scena. Guarda, la pioggia fa benissimo, e proprio oggi mi sembra, tutti si lamentano, ma io sono felice da assessore anche ai consorzi di bonifica, perché riempiamo i bacini e quindi diamo ristoro ai campi. Ricordo che abbiamo avuto una delle più grandi siccità durante il Covid di questi ultimi anni, perché non pioveva da novembre, quindi in maniera forte. Quindi adesso io giustamente ho seminato la soia proprio, ho finito l'altro giorno, quindi la pioggerellina è venuta perfetta. Però effettivamente abbiamo bisogno comunque, e stiamo valutando i consorzi di bonifica, che ringrazio per il lavoro che fanno, comunque di conservare sempre di più l'acqua naturalmente in alto, quindi in montagna e nell'alta pianura. Quindi noi stiamo anche mettendo e predisponendo con loro dei progetti di nuovi invasi, naturalmente soprattutto nell'alta pianura, di contenimento e di riserva, e questo è una sfida da qui al futuro che stiamo portando avanti. Per il Prosecco Rosé non era una novità, perché già si faceva magari in piccole percentuali. Diciamo che è un'opportunità, ho sentito anche delle critiche, però sa, il Prosecco è un fenomeno ormai internazionale, anche durante questa pausa dell'emergenza virale comunque ha tenuto nei mercati internazionali, sta tenendo, e quindi vuol dire che i consumatori, soprattutto esteri, parlo Stati Uniti, Nord Europa, l'Inghilterra, che sono i nostri mercati di eccezione, consumano ancora il nostro Prosecco e questo vino frizzante, o in casa o fuori, quindi, e questo ci conforta e conforta tutti i viticoltori. Fare il rosé significa dare un'opportunità diversa, perché c'è una moda che nei mercati e anche, soprattutto internazionali, sta venendo avanti, e quindi perché non cavalcarla, come l'alta moda cui l'Italia si pregia, cambia ogni tanto i vestiti e le gonne, fa taglie diverse o tagli diversi. Anche noi col vino facciamo tagli che soddisfano i consumatori. Nuovi. Grazie assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.